stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco. Perfetto, se siete qua vuol dire che avete seguito perfettamente le istruzioni e volete giocare con Radio Special per passare un pomeriggio all'Arco Veggio ospiti, ovviamente della struttura di Ippogroup e del sottoscritto di Radio Special. Allora, la domanda che oggi vi faccio è veramente semplice. Allora, guardate la corsa che segue e dovete dirmi all'inizio della corsa quanti cavalli sono schierati dietro l'autostart. Li contate? Li contate? Attenzione, non fatevi ingannare dal numero delle cose perché magari potrebbero essere stati dichiarati X cavalli e qualcuno si è ritirato prima della corsa, quindi dovete solo dirmi, attenzione, quindi quanti cavalli ci sono al via, quanti cavalli ci sono al via e il numero del cavallo che al termine della gara arriva terzo. Quindi due numeri come che quasi sempre. Il primo, quanti cavalli ci sono al via? Seconda, chi arriva terzo. Ok? Mi raccomando, state attenti, poi appena avete la risposta 351 64 19 301 351 64 19 301, mandate un messaggio con questi due semplici numeri. I primi due che risponderanno correttamente saranno ospiti all'Ippodromo Arco Veggio durante una giornata di corse. Buon divertimento e occhio al filmato. A tutti, buon pomeriggio dall'Ippodromo Arco Veggio. Si comincia con una gentleman sui 1660 metri, riservata a cavalli di 4 anni. Sono 5 dopo il ritiro di Futurama, 1 Fast, 2 Flaminio, 3 Follow Me, 4 Belina Times, 6 Falco Trio. In chiusura praticamente match fra numero 1 Fast e numero 4 Belina Times, quota pressoché identica, appena sopra la pari, gli altri decisamente trascurati. Vediamo l'avvio con la velocità di Belina che cerca di... sbaglia Belina però, e così Fast si porta a condurre. Numero 4, Esce di Belina scena Times, quella che era squalificato. l'alternativa principale a Fast. E così in seconda posizione filtra Flaminio, i 200 iniziali in 14,7, Follow Me e Falco Trio a seguire, ma se n'è andato quindi il controfavorito Belina Times. Sposta presto all'esterno Flaminio, che poi torna sotto, evidentemente vorrebbe andatura e magari stava fermando il battistrada, che ha completato comunque in 33 i primi 400 metri di gara e ora sulla piegata continua a rallentare, il parziale in 16, 46,3 per i 600, e così il gruppetto continua in fila indiana con Follow Me che precede nettamente Falco Trio, partito con molta prudenza. Se ne vanno gli 800 in 1, 1 e 6, di nuovo lungo davanti alle tribune, 15,3 per il battistrada Fast che ha in schiena Flaminio, poi Follow Me a un paio di lunghezze e quindi distante Falco Trio. Il chilometro completato in 1,17 con Fast leader, Flaminio in seconda posizione, Follow Me più indietro che non riesce però ad avvicinare i primi due, che a 450 dalla conclusione mantengono invariato il vantaggio sul terzo e cercheranno di disputarsi la vittoria nella finale, nella retta d'arrivo. Sposta infatti Flaminio ma non riesce a guadagnare terreno, infatti deve tornare sotto perché Fast a questo punto spara un 14,8 ed entra con 2 lunghezze di vantaggio per controllare poi agevolmente, tutto in mano, facile, Fast a segno contro Flaminio che è secondo e precede Follow Me. 1,15,6 fatto con molta naturalezza, c'è 29 secco chiudere. La vittoria per uno dei due più giocati, era match, ha sbagliato Belina Times, quindi vittoria netta comunque per Fast, Manuel Casillo e Gennaro Casillo al training e la proprietà dello stesso Manuele Casillo.
stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco.